Gli ultimi a vederla domenica sera in sella alla sua bicicletta nera sono stati i vicini di casa. Poi il nulla. Di Nadia Menon di Castelfranco Veneto non si sono più avute notizie. La 59enne ha risposto all'ultima telefonata della figlia Arianna sempre domenica sera, ma nulla lasciava presagire che volesse allontanarsi dalla sua abitazione. L'allarme è scattato lunedì mattina, con una telefonata della badante che assiste la signora Menon. In serata la figlia ha presentato la denuncia di scomparsa ai carabinieri e per ora purtroppo le ricerche non stanno dando alcun esito. Nadia Menon, ex consigliere comunale di Castelfranco Veneto, è molto nota in città. Lavorava come insegnante alle elementari e si occupava di volontariato. La signora ha problemi di salute e tutti i giorni deve prendere delle medicine. La figlia, al nostro microfono, lancia un accorato appello. Questo è un appello che rivolgo a tutte le persone che dovessero incontrare mia madre. Contattate per favore immediatamente le forze dell'ordine. È uscita di casa domenica sera e non abbiamo più sue notizie. Siamo molto preoccupati. Da casa mancano alcuni indumenti che forse la donna potrebbe aver indossato dal giorno della sua scomparsa. Pantaloni attillati neri, una camicia senza maniche verde e viola e un piumino nero leggero. Indossava degli scarponcini neri e una borsa bianca con dei brillantini. Si spostava solo con la sua bicicletta nera e con la scritta Vega dorata, senza il cestino davanti e solo con il portapacchi dietro. Nadia Menon è alta circa 1,60 m, è di corporatura robusta, ha gli occhi verdi e i capelli biondi. Chi dovesse incontrarla probabilmente potrebbe trovarla in uno stato confusionale. Ecco, vi prego, accompagnatela in un luogo sicuro, è senza soldi e senza farmaci. Mamma, se mi vedi, per favore, mettiti in contatto.